Oggi accoglienza degli studenti iscritti al primo ginnasio del liceo classico e musicale Empedocle di Agrigento. Non accetta la fine della relazione sentimentale e tenta di incendiarle la casa. Scintilla accidentale in un appartamento del centro storico di Agrigento, evacuate 2 persone. Fiamme agli alloggi popolari di Montallegro, rimasti incompiuti. La DIA sequestra beni per un valore di 500.000 euro a 2 fratelli imprenditori edili di Favara. Eccellenza, seconda giornata del campionato, l'Acragas ha vinto in trasferta 4-0 a Mazzara del Vallo. Si sblocca la Pro Favara che a Carini batte il neopromosso Resuttana. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In Sicilia l'anno scolastico parte ufficialmente lunedì prossimo 19 settembre, ma oggi la prima campanella è suonata al liceo classico e musicale di Agrigento per l'accoglienza dei ragazzi iscritti al primo anno. Arturo Cantella. Liceo Classico Empedocle al via il nuovo anno scolastico con quali prospettive, Preside? Sì, oggi comincia il nuovo anno scolastico, siamo nella giornata dell'accoglienza, accoglieremo le quarte ginnasiali e prime musicali e le prime liceo, le terze classi, che comunque sono diciamo, ai nastri di partenza di una nuova avventura, di un nuovo anno scolastico. Li abbiamo lasciati l'anno scorso con la consegna dei diplomi, adesso prendiamo quasi come in un passaggio del testimone questi ragazzi all'inizio della nuova carriera. Quest'anno diciamo, è un anno più leggero, nel senso che le restrizioni sul Covid non ci sono come gli anni precedenti, quindi questo diciamo, è un buon motivo anche per continuare una scuola diversa dagli altri anni. Sì, sicuramente sono cadute le prescrizioni, anche se il Ministero ci invita sempre ad essere pronti per un'eventuale nuova ripresa dei contagi, quindi a non abbandonare del tutto le misure precauzionali. È chiaro però che il ritmo sarà molto più disteso, rilassato e come vedete siamo tutti ormai a viso scoperto perché l'obbligo delle mascherine è definitivamente tramontato. Il classico fa parte della rete dei licei, una novità, di cosa si tratta? Sì, il Liceo Classico Empedocle è stato scelto proprio come scuola capofila per la provincia di Agrigento nella rete regionale dei licei classici all'interno della cabina di regia, quindi moltissime saranno le iniziative proprio per il rilancio del curricolo degli studi classici di cui appunto ci pregiamo di essere i rappresentanti nella terra agrigentina e provincia naturalmente. Questo perché gli studi classici non tramontano mai, sono sempre quasi come dire trainanti per qualunque percorso e per qualunque curricolo. Le altre scuole, le altre classi quando prenderanno diciamo, inizio? Da domani si rientrerà a scuola regolarmente per tutte le classi, quindi l'anno scolastico è cominciato anticipatamente, ma in questo senso noi vogliamo anche riaccogliere i nostri alunni, rinvitarli alla normalità e per questo la nostra scuola è già pronta. Nelle tantissime iniziative che organizzate durante l'anno scolastico ce ne sarà qualcuna in particolare e se sì quale magari se ce l'anticipa? Sicuramente riprenderanno i campionati di debate perché l'anno scorso hanno avuto un grandissimo successo regionali e nazionali, la scuola si è classificata molto bene, sono dei campionati che in fondo diciamo, non riprendono altro che un'antica arte che è quella dell'oratoria e in questo senso i nostri ragazzi si proprio così cimentano su tesi, antitesi e sintesi in un confronto che è sempre leale e corretto e questo vuole anche abituarli ad una nuova metodologia che è quella proprio del confronto, che non è mai però offensivo o lesivo delle opinioni altrui. Purtroppo oggi c'è tanto bisogno di questo perché si tende sempre a farsi ragione quasi in maniera diciamo arrogante, invece noi vogliamo che i nostri alunni imparino a conversare e a dialogare ma sempre con educazione, civiltà e rispetto, la parola fondamentale deve essere soprattutto questa. L'annoso problema della mancanza di docenti, supplenti, ecco voi avete avuto in questo senso qualche problema o avete ripreso in pieno l'attività, nel senso mancano docenti, qual è la situazione del vostro liceo? No, in realtà non mancano docenti, solo nell'indirizzo musicale abbiamo avuto qualche trasferimento o assegnazione provvisoria, quindi lì effettivamente ancora c'è qualche docente che deve arrivare, ma per quanto riguarda il classico abbiamo tutte le classi coperte e sono tutti docenti titolari, quindi la situazione è molto
molto tranquilla da questo punto di vista, siamo contenti di questo. L'augurio è che questo anno scolastico possa essere sereno, possa essere proficuo, possa essere anche faticoso, perché no? Perché la fatica poi è anche sintomo di impegno e chiaramente questo noi lo auguriamo a tutti i nostri studenti, a quelli del primo anno ma anche a quelli che entreranno domani. Buon anno scolastico a tutti! Allora comincia l'anno scolastico, qualcosa come comincia l'anno scolastico? Non abbastanza bene, siamo tutti molto emozionati quest'anno, siamo contenti di ritornare. Mi aspetto tante fatiche, però sarò contento di affrontarle. Si avventura questo nuovo anno scolastico? È il primo anno? No, primo liceo. Primo liceo. Ecco, come si affronta quest'anno dopo l'esperienza, dopo la vacanza? Ma è sicuramente un po' impegnativo perché siamo ancora abituati all'estate, però quest'anno è impegnativo e ci dobbiamo impegnare molto. Che ci aspettiamo tanto, ma allo stesso tempo dobbiamo fare tanti sacrifici, perché bisogna studiare. Quest'anno però non ci sono tutte le restrizioni del Covid, no? Questo è vero, meno male, per fortuna. Speriamo partita bene. Poi Lazio però speriamo vada tutto bene, tutto regolare. Valerio Patti, rappresentante del Consiglio d'Istituto. Beh, che dire, siamo veramente emozionati per questo primo giorno, per noi l'ultimo. Beh, innanzitutto vorrei dire ai ragazzi di non preoccuparsi e di seguire le lezioni piano piano, perché comunque studiando piano piano, avendo un buon rapporto con il professore, anche con la materia che si studia, comunque si possono ottenere anche grandi risultati. Filippo Cucchià, rappresentante alla consulta studentesca del Liceo Classico Empedocle. Oggi per me è l'ultimo primo, dunque è un giorno molto sentito, inoltre rappresento anche gli studenti del liceo. Oggi appunto c'è l'accoglienza dei ragazzi del primo anno, quarto ginnasio, del terzo anno, primo liceo, che quindi giungeranno qui nella sede centrale. Un augurio a tutti di un buon e proficuo anno scolastico, sperando che il Covid, le restrizioni Covid non tornino. Ecco. Nicolò Palmisciano, rappresentante d'istituto. Beh, che dire, è un anno che parte, si riparte con entusiasmo, con gioia, con allegria. Tantissimi ragazzi stamattina si sono accalcati appunto per la corsa all'ultimo banco. Questo è sintomo di voglia di ripartire dopo 2 anni veramente vissuti non nel migliore dei modi, però la nostra scuola appunto ha resistito, siamo ancora qui e quindi siamo veramente felici e orgogliosi di poter ripartire nuovamente per quest'anno scolastico. Sono più di 7 milioni, per la precisione 7.286.151 le studentesse e gli studenti che tornano sui banchi delle scuole statali nell'anno scolastico 2022-2023 per un totale di 366.310 classi, ultimi a rientrare, come da noi detto più volte, in classe quelli di Sicilia e Valle d'Aosta. Dopo le chiusure legate alla pandemia, oggi si guarda però ai problemi energetici e dunque a scuola ci sarà la cosiddetta settimana corta per risparmiare energia? Beh, no, almeno per il momento, secondo il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Il governo non ne ha mai parlato perché siamo convinti che tutti dobbiamo affrontare le problematiche del caro energia, ma la scuola credo sia l'ultima, abbiamo già dato al paese, ha spiegato Bianchi. Le scuole devono essere le ultime su cui intervenire in merito ai temi energetici, dopodiché c'è l'autonomia della scuola. Se una decide può farlo, ma si parta dalla didattica, ha chiarito. E alla domanda sullo stop alle lezioni il sabato per far fronte in parte ai problemi energetici, ha risposto: io non ho mai chiusure, ma il mio principio è si parta dalle esigenze dei ragazzi, al fine di garantire un servizio nel migliore dei modi. I sindacati del mondo della scuola, d'altra parte, non sembrano favorevoli ad alcune ipotesi di riduzione dell'orario scolastico in presenza e di possibile attivazione della didattica a distanza il sabato. Come il ministro Bianchi, ritengono che se gli istituti sceglieranno la settimana corta lo debbono fare per motivazioni organizzative, ma non per risparmiare sui termosifoni. Bianchi ha anche parlato del tema prof. Non mancano gli insegnanti, ha detto. Abbiamo mantenuto il numero di docenti che avevamo prima del Covid, nonostante una forte riduzione degli studenti. Tra il 2021 e oggi sono stati persi quasi 200.000 studenti, ha assicurato il ministro. Abbiamo 801.000 insegnanti e 650.000 a tempo indeterminato e ci sono anche più di 90.000 insegnanti di sostegno e 25.000 insegnanti che stanno concludendo il concorso.
Rimangono 45.000 insegnanti a tempo determinato perché sostituiscono quelli che vanno in aspettativa. Rappresentano il 5% ancora aggiunto. Insomma, diversamente dagli altri anni abbiamo tutti quelli di ruolo e quelli a tempo determinato. È la scuola della ripartenza. Tutto il paese ha bisogno di ripartenza, di guardarsi negli occhi. Il governo ha ritenuto che la fase di emergenza fosse conclusa. Abbiamo perso molto, ma siamo pronti per ogni evenienza. Teniamo monitorata, ha ancora concluso il ministro, la situazione in ogni parte del paese. Sarebbe la fine di una relazione sentimentale la causa scatenante alla base del tentativo di incendio della casa dell'ex compagna da parte di un agricoltore 49enne di Alessandria della Rocca. L'uomo è stato denunciato dall'ormai ex coniuge, una 45enne del posto, anche per l'ipotesi di reato di maltrattamenti. Il fatto è avvenuto nel piccolo centro dell'Agrigentino. Soltanto l'intervento provvidenziale dei carabinieri della locale stazione ha evitato il peggio. Il 49enne, non rassegnandosi alla fine della storia d'amore, avrebbe tormentato la donna fino al più esasperato dei gesti. Ha provato a dare fuoco all'abitazione, ma fortunatamente le fiamme non si sono estese più di tanto. L'inchiesta è coordinata dalla procura di Sciacca. E 2 persone sono state evacuate dopo che in un appartamento in via Formica, alle spalle di piazza Ravanusella nel centro storico di Agrigento, è divampato un incendio. A mettere in salvo i 2 agrigentini, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, che in via precauzionale ha anche mandato l'autoscala tra i veicoli di dirigenti. La scintilla iniziale, di natura accidentale, è divampata, secondo quanto emerge, in cucina e il fuoco si è subito esteso, devastando completamente l'appartamento. A Montallegro è divampato un incendio in contrada Ferruzza. Le fiamme hanno avvolto gli alloggi popolari rimasti incompiuti per anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tentato di salvare il possibile. Da anni quegli alloggi sono rimasti incompiuti e a giorni, grazie al nostro impegno e alla Regione Siciliana, era arrivato il decreto di finanziamento per il completamento degli alloggi che dovevano servire per 18 famiglie e oggi purtroppo qualcuno ha pensato bene di incendiarle, perché queste le parole del primo cittadino, Giovanni Cirillo, che ha già informato i carabinieri e formalizzerà denuncia contro ignoti. Mafia, scatta la confisca di beni stimati in 500.000 euro per 2 fratelli imprenditori edili di Favara. Arturo Cantella. La DIA di Agrigento confisca beni per un valore di oltre 500.000 euro a imprenditori dell'Agrigentino. L'articolazione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione Investigativa Antimafia, su disposizione del Tribunale Misure di Prevenzione di Palermo, ha eseguito la confisca di beni a carico di 2 persone, imprenditori originari dell'Interland agrigentino, attivi nel settore dell'edilizia e del movimento della terra. Gli imprenditori sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione antimafia del 2018 in quanto indagati per associazione di tipo mafioso. Le mirate attività info-investigative hanno dimostrato l'elevato grado di partecipazione raggiunto dagli stessi imprenditori in seno alla malavita organizzata. Entrambi sono stati condannati alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione per il reato di associazione mafiosa. Le attività di indagine economico-finanziaria espletata dagli investigatori della DIA di Agrigento ha consentito di appurare come i soggetti siano riusciti nel tempo a incrementare il loro patrimonio attraverso i continui rapporti intrattenuti con i vertici mafiosi siciliani. L'attività è culminata dapprima in un provvedimento di sequestro e poi nel successivo provvedimento di confisca. Per entrambi è stata inoltre disposta la sottoposizione alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza. L'attuale provvedimento scaturisce dal decreto decisorio del Tribunale di Palermo, la sezione prima per le misure di prevenzione, che in parte ha riformulato il precedente decreto disponendo nei confronti degli stessi
la confisca definitiva dei seguenti beni per un controvalore complessivo di oltre 500.000 euro. Sono stati 5 gli immobili fabbricati, 11 beni mobili registrati tra autocarri, rimorchi e autoveicoli, quote di capitale sociale di 2 società, numerosi conti correnti, vari fondi comuni di investimento, titoli e anche un cavallo di razza. In cella al 41 bis da ormai 31 anni sta scontando non solo l'ergastolo per 2 omicidi commessi all'inizio degli anni '80, ma anche condanne per mafia e per il tentativo di uccidere un detenuto a colpi di fornellino da campo nel 2021, eppure il boss di Portanuova, già componente del gruppo di fuoco agli ordini di Pippo Calò, Giovanni Di Giacomo, 68 anni, chiede un permesso premio, non per tornare a Palermo, ma solo per trascorrere, sostiene, qualche ora con i suoi familiari nell'area verde del carcere di Viterbo, dove è recluso. Un'istanza bocciata però dai giudici in tutte le sedi e adesso anche dalla Cassazione. C'è il pericolo di fuga, ma c'è pure la persistente pericolosità sociale del detenuto. Il boss, oltre a vedersi negato il permesso, è stato condannato dalla prima sezione della Suprema Corte, presieduta da Vincenzo Siani, a pagare le spese processuali. La pronuncia è interessante, come riporta Palermo Today, perché mette in luce come a Di Giacomo, nonostante i suoi pesanti precedenti, non mancherebbero i requisiti oggettivi per ottenere un permesso premio, questo per via delle più recenti pronunce della Consulta. Il boss sconta il carcere a vita per l'omicidio di Natale Tagliavia, trovato incaprettato il 18 settembre del 1981, ma anche per quello di Filippo Ficarra, eliminato col metodo della lupara bianca nel 1982. Il mafioso aveva anche cercato di uccidere il boss storico, come Gerlando Alberti, all'interno del carcere Ucciardone, e più recentemente, nel 2011, mentre era recluso a Padova. Per poco non aveva ucciso un altro detenuto, Francesco Bruno, che era sopravvissuto alla violenta aggressione soltanto grazie ad una serie di interventi chirurgici. Come emerso da un'inchiesta del 2014, poi Di Giacomo comandava ancora dal 41 bis al fratello Giuseppe, assassinato proprio nel marzo di quell'anno. Spiegava durante i colloqui: "A te ti abbiamo fatto noi altri". Era stato proprio Giuseppe Di Giacomo, dopo l'arresto di Alessandro D'Ambrogio nel luglio 2013, a prendere la guida di Portanuova, ma il boss ergastolano della sua cella ordinava anche un omicidio. Nel sacco l'importante è che lo dovete seppellire, gli togliete i vestiti, le scarpe, hai capito? Quando viene il crasto, battilo sempre in capo per evitare scruscio. Sono tutti elementi che per i giudici certificano la pericolosità sociale di Di Giacomo, ma anche il rischio che possa scappare se gli venisse concessa la possibilità di uscire dal carcere con un permesso. Peraltro, come rimarca la Cassazione, la formula pensata dal boss proprio per cercare di azzerare il pericolo di fuga, cioè di restare nell'area verde del penitenziario, non è prevista. Il permesso, per sua natura, prevede infatti l'uscita del detenuto dell'istituto dove è recluso. Il Tribunale di sorveglianza di Roma il 13 gennaio scorso aveva rigettato il reclamo del boss dopo che la sua istanza per ottenere il permesso premio era stata già respinta dal magistrato di sorveglianza di Viterbo a novembre del 2020. Di Giacomo si era quindi appellato alla Suprema Corte, che a sua volta ha rigettato il suo ricorso ritenendolo infondato. Non mancherebbero, secondo i giudici, presupposti oggettivi per concedere un permesso premio al detenuto anche con i precedenti di Giacomo, e questo alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale che hanno previsto la concessione di questi benefici pure ai condannati per mafia, anche in evidenza di collaborazione con la giustizia, ma solo se vengono acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti del mafioso con la criminalità organizzata che il pericolo di ripristino di questi stessi. A Di Giacomo mancano invece requisiti soggettivi e la sua pericolosità, mette in evidenza la Cassazione, è stata peraltro accertata nuovamente poco più di un anno fa, il 17 giugno del 2021, in sede di verifica del decreto di proroga nel regime del 41 bis. Per concedere il permesso premio, si legge nella sentenza, il magistrato di sorveglianza deve verificare i requisiti della regolare condotta del detenuto, nonché il profilo della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali, di lavoro del detenuto, e nel caso di Di Giovanni la verifica ha dato esito negativo, da qui il rigetto del ricorso e la condanna a pagare le spese processuali.
Elezioni regionali. Nella lista di Forza Italia a sostegno di Renato Schifani presidente, il consigliere comunale di Canicattì Luigi Salvaggio, che ascoltiamo al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Le ragioni della sua candidatura, la scesa in campo alle prossime elezioni regionali del prossimo 25 settembre. Dopo 16 anni di esperienza consiliare nella mia città, Canicattì, ho avuto la fortuna anche di conoscere Riccardo Gallo, che mi ha permesso di essere candidato nelle liste di Forza Italia e ritengo appunto di aver raggiunto l'esperienza necessaria per poter rappresentare la nostra provincia al Parlamento siciliano. Sono un giovane, ancora ho 45 anni, quindi cercherò in tutti i modi di impegnarmi per la nostra provincia in modo da essere rappresentata bene e di portare avanti tutte le problematiche sperando di risolvere del nostro territorio. Problemi che riguardano naturalmente l'agricoltura, oggi diversi sono i problemi come mancata manutenzione negli ultimi 50 anni della rete idrica, problematica ancora forte oggi il commissariamento ancora esistente, è una cosa assurda dei consorzi di bonifica, ma tante sono le problematiche della nostra provincia. Polo universitario che in questo momento è una delle università proprio in decadenza per quanto riguarda la regione Sicilia. Prendiamo esempio da Enna, che è diventata una delle eccellenze della Sicilia in riferimento all'università. Dobbiamo fare in modo che venga rivalutata, perché i giovani dobbiamo fare in modo che restino nella nostra provincia. Mi occuperò anche delle aziende che in questo momento stanno attraversando uno dei periodi più difficili in assoluto. Il caro bollette, il caro gasolio, tutto incide sulla stabilità economica delle aziende. Dobbiamo fare in modo che ricevano degli sgravi, innanzitutto per nuove assunzioni, in modo sempre che i giovani non lasciano la nostra provincia, ma devono ricevere un aiuto urgente in merito al caro bollette. Lei metterà a disposizione anche la sua esperienza di diversi anni di consigliere comunale a Canicattì, una piazza insomma prima molto ricca che ultimamente sta scendendo sempre giù nei gradini dell'economia siciliana. È questo appunto che voglio portare avanti. Canicattì è una città che vive innanzitutto di agricoltura. Dobbiamo risolvere i problemi dell'agricoltura innanzitutto essendo rappresentati, oltre al Parlamento siciliano, avere collegamenti giusti con il Parlamento nazionale, in modo da essere ben rappresentati e fare le giuste richieste anche al Parlamento europeo, perché è da lì che arrivano i fondi per poter portare avanti l'economia del nostro territorio. Voglio fare anche un invito per oggi pomeriggio, praticamente verrà da Agrigento a trovarci il nostro candidato presidente, sicuramente prossimo presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. È una persona che ha la facoltà e la capacità di poter tenere unita la coalizione, infatti vi invito tutti oggi ad essere presenti perché grazie a Renato Schifani porteremo avanti gli interessi della Sicilia anche a livello nazionale ed europeo. L'ex governatore Totò Cuffaro a Favara per esporre il programma della sua DC e presentare il candidato locale Salvatore Fanara. Giuseppe Moscato. Le regionali, il primo vero grande appuntamento per la Democrazia Cristiana nuova. Ma la Democrazia Cristiana ha già fatto alcuni appuntamenti importanti. Il primo in assoluto l'abbiamo fatto qui a Favara, dove è stato il primo partito nella coalizione amministrativa. Si è ripetuta a Palermo, dove ha fatto un grande risultato prendendo più voti della Lega e di tanti altri partiti. Adesso la coalizione ci ha chiesto un contributo importante e noi lo stiamo facendo delle liste straordinariamente giovani e importanti in tutta la Sicilia, e qui a Favara c'è un candidato giovane, bravo, che sta facendo il suo lavoro in una maniera straordinariamente buona, con coraggio, con passione e con tanto rigore morale. La Democrazia Cristiana sceglie di essere un partito della gente, torna in mezzo alla gente come si vede stasera, fa del suo ideale una scelta politica che mette a disposizione delle persone e delle istituzioni. Il Presidente ha l'obbligo di presentare un programma, ma qual è il primo punto della Democrazia Cristiana? Ma il primo punto della Democrazia Cristiana è la buona politica, perché buona politica significa lavorare perché l'ambiente di questa terra venga rispettato, e la prima cosa da fare saranno i termovalorizzatori, perché dobbiamo ripulire la Sicilia, che è diventata purtroppo un'immondizzaia a cielo aperto. La buona politica significa spendere le risorse
dei fondi comunitari del PNRR, perché significa fare investimenti, fare lavorare le imprese, dare lavoro alle persone e mettere in moto un meccanismo virtuoso di economia. Buona politica significa occuparsi della sanità, perché gli utenti abbiano sempre la disponibilità di poter avere un servizio sanitario integrato tra pubblico e privato, che dia loro la possibilità di fare degli esami senza fare lunghe file e di ricorrere alle cure ospedaliere al massimo della qualità. La buona politica significa pensare che ai nostri figli, sui quali abbiamo investito per farli studiare, possano avere la possibilità di rimanere in Sicilia per lavorare. Salvatore Fanara, dopo l'impegno un po' più ristretto delle comunali, adesso si cerca il salto di qualità alle regionali. La tua motivazione, ma soprattutto la tua decisione? La mia motivazione è facile, è semplice, è stato il popolo a chiamarmi e io come sempre rispondo a gran voce. Io penso di rappresentare tanti giovani della mia provincia, ma in primis della mia città, perché Favara è quella che mi ha sempre dato voce, forse mi ha sempre premiato. Non è vero che la politica, la gente si allontana dalla politica, perché purtroppo, ahimè, e mi dispiace dirlo, sono i politici che fanno allontanare le persone. Io sono un giovane di quelli che molti mi dicono: Salvatore, ma sei coraggioso? E veramente sono coraggioso, perché purtroppo ci sono dei vecchi lupi, in giro ci sono solo tragedie, ma la politica non è fatta solo di tragedie, la politica è fatta anche di gente per bene che ha voglia di impegnarsi, e io sono uno di quelli. E grazie a tutti voi, e in primis voglio ringraziare il popolo favarese, perché c'è qua tantissima gente, tanta gente che affida in me la voglia di portare avanti Favara e la provincia di Agrigento. Caro Energia, panificatori in fermento, a rischio la produzione di pane artigianale. Il vicepresidente nazionale di Assipan, l'associazione nazionale panificatori Confcommercio, Giacomo Zimbardo, originario di Cammarata, afferma: chi vende il pane non può essere costretto a chiudere. Purtroppo i panificatori sono molto preoccupati, l'aumento esponenziale delle materie prime ci comporta molti sacrifici e soprattutto non riusciamo più a coprire le spese, soprattutto l'aumento indiscriminato dell'energia elettrica e del gas ci sta portando i panificatori a chiudere. I panificatori devono decidere cosa fare: o aumentare i prezzi e la situazione in questo momento così di crisi non lo permette, o la cosa più facile è licenziare o addirittura chiudere. Purtroppo siamo arrivati a questa conclusione. L'associazione Mare Amico ha presentato un esposto alla Capitaneria di Porto, ai Carabinieri e al Demanio Marittimo, segnalando la presenza abusiva e continua di un elevatissimo numero di camper che senza alcuna autorizzazione occupano ed inquinano la spiaggia libera a Menfi. Gli ambientalisti condannano anche il rave party organizzato sulla spiaggia di Bertolino. Di questo fatto se ne stanno già occupando le forze dell'ordine. Il rave è stato organizzato durante l'ultimo fine settimana nella spiaggia di Bertolino. Un video documenta decine di giovani che ballano a ritmo di musica ad altissimo volume in una sorta di accampamento in spiaggia. Quello che è accaduto ieri a Menfi, nella spiaggia di Bertolino, è un fatto molto grave. È assurdo che nessuno si sia accorto che decine e decine di camion e camper e migliaia di persone si siano riversate in spiaggia per organizzare un rave abusivo. Ma quello che noi sottolineiamo è che questa spiaggia, al di là di quello che è accaduto ieri, spesso viene invasa dai camper senza alcuna autorizzazione, con evidenti problemi di tipo sanitario. Ieri abbiamo avvisato la Capitaneria di Porto, il Demanio e i Carabinieri e c'è stata una loro azione, hanno identificato parecchi frequentatori di questo rave party. Però nel futuro servono maggiori controlli per queste zone molto frequentate. Drusilla Foer con eleganzissima estate commuove la Valle dei Templi di Agrigento. Giuseppe Moscato. Sono gratissima di essere qua davanti a voi, di essere fra due luoghi sacri di protezione e sono alla fine della mia tournée, questa è la penultima data e sono felicissima di chiudere questo giro di musica, di teatri, di parole, di persone, di accoglienza e di abbracci in questo luogo così speciale.
in questa regione così speciale. E poi questo è stato un anno molto speciale per me, perché mi è arrivata una valanga di affetto, una valanga di riconoscimenti, ho raggiunto tanti traguardi. Un mix di emozioni e musica, un recital che ha raccontato con humor tagliente e commovente malinconia aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta tra la Toscana, Cuba, l'America e l'Europa e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi tra il reale e il verosimile. È stato questo, Eleganzissima, lo spettacolo presentato da Drusilla Foer al secolo Gianluca Gori al Teatro della Valle dei Templi per il Festival Il Mito. Una serata speciale che ha visto la partecipazione di un attento e interessato pubblico, non certo la folla dei precedenti concerti, ma che rappresenta, proprio per la tipologia di spettacolo proposto, un successo. Il filo conduttore dello spettacolo sono state le canzoni legate a quei momenti di vita che Drusilla Foer ha interpretato dal vivo, accompagnata dal maestro Loris Di Leo al pianoforte e Nico Gori al clarinetto e al sax. Madame Foer ha interpretato canzoni di Battiato, Chaplin, Amy Winehouse, Gabber, Iannacci, Don Bachi, che hanno accompagnato aneddoti ed episodi della sua avventurosa vita. Magistrale e commovente il ricordo dell'amico folle che suonava con le carte dei cioccolatini, ricordato con la bella canzone di Don Bachi, Sognando, o la struggente rivisitazione di I Will Survive di Gloria Gaynor, che ricordava i profumi e le sfumature di notti newyorkesi. Il pubblico ha applaudito, convinto e coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata, come l'accenno alla contemporaneità del concerto di Anna Tatangelo o il rombo disturbatore di una possente motocicletta, la riflessione sul drammatico momento che stiamo vivendo con una forte condanna alla guerra in Ucraina ed altri e più intimi e personali episodi pieni di commovente intensità. Return and no deposit. One life, so it's time to move when you close your life. Now by the time you can shout out, hey world, I am. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Torna la festa della vendemmia a Montevago, degustazioni e incontri sull'imprenditoria femminile nel mondo del vino. Vediamo. Tanti amanti per vino per la 25esima festa al Montevago. 2 giorni di eventi nel cuore della Valle del Belice per celebrare il vino. Sabato e domenica scorsa anche un convegno dedicato all'imprenditoria femminile nel mondo vitivinicolo con le donne del vino siciliano. Le interviste di Giuffrida. Un successone, direi, dopo 2 anni dalla pandemia, dopo un periodo in cui la gente è stata costretta a restare a casa, vedere oggi una folla, un bagno di folla a Montevago per la festa del vino non può che renderci intanto contenti e orgogliosi delle nostre radici, felici per quelli che sono, diciamo, i prodotti di questa terra. E questa sera il fatto che dai bambini agli adulti, ai giovani, per ogni fascia di età ci sia un momento per potersi divertire, credo che sia l'obiettivo raggiunto da parte dell'amministrazione, e questo da un certo punto di vista può essere considerata un'edizione al femminile.
Siamo alla 25esima edizione e quello del pomeriggio è stato un convegno incentrato sulla imprenditoria femminile che ha investito nel vino, nel territorio e in quella che è la risorsa principe. Quindi anche questo momento di confronto credo che sia stato un momento molto bello, dove ognuno per le proprie caratteristiche e per il proprio impegno ha messo in evidenza cosa si può trarre dal proprio lavoro e dal proprio lavoro in questa terra. Parleremo di imprenditoria femminile nel mondo del vino, lo facciamo con l'associazione Le Donne del Vino, che rappresentiamo, di cui anch'io faccio parte come socia. Il nostro focus sarà questo, ma soprattutto a parlare saranno delle donne che lavorano in questo settore con delle professionalità e competenze differenti. Ci sarà la nostra delegata regionale Roberta Urso, che è responsabile pubbliche relazioni di Sette Soli, Federica Fina, Giuditta Raccuglia, un enologo della cooperativa CVA Canicattì, e poi Samantha Di Lauro, un'imprenditrice di origini piemontesi che si è trasferita a Mefi, ha fondato un'azienda di sole donne, una donna veramente straordinaria, e approfondiremo questo tema raccontando le nostre esperienze e fornendo anche degli spunti di riflessione per poter dare l'opportunità a chi lo vuole di entrare in questo mondo e poter fare la differenza. In azienda mi occupo anche di enoturismo, che reputo la parte più bella del mio lavoro, perché mi consente di poter condividere la storia della nostra cantina con tutte le persone che ci vengono a trovare, ma in realtà il mondo del vino e soprattutto dell'enoturismo, quando incontri le persone, io lo definisco multididattico, perché parli di un territorio, parli di storia, parli di una realtà imprenditoriale, di una famiglia, di tanti temi, e quindi è un mondo molto bello che è in netta crescita ormai. Faccio parte di Donne del Vino con tanto orgoglio ed entusiasmo, siamo una squadra meravigliosa, ci definiscono vulcaniche e sinceramente posso confermare, perché quando ci riuniamo è un vortice di idee e di collaborazione, e quindi è un'atmosfera molto molto bella. Sostanzialmente oggi ho riportato la mia esperienza, quindi l'esperienza di una giovane enologa in un ambiente tecnico di appannaggio prettamente maschile fino a qualche anno fa, che adesso ovviamente si sta allargando a nuove vedute. Io non ho mai subito delle discriminazioni in quanto donna in questo ambito, devo dire che sono stata sempre accettata e mai discriminata né a livello monetario, se vogliamo essere venali, né a livello personale. L'importante secondo me è farsi accettare prima di tutto come figura tecnica, professionale, a prescindere dal genere, e dopodiché esprimere il proprio essere. Montevago, terra di cultura, di storia, di tante imprese locali, di olio, di bellezze naturali, ma soprattutto di vino. Una sagra che è giunta alla 25esima edizione, che celebra il vino, che celebra la vendemmia, che celebra anche la condivisione di momenti belli come quelli che abbiamo vissuto questa mattina insieme a tanti amici, tanti giornalisti che da fuori sono appunto venuti a Montevago per divertirsi e celebrare la vendemmia e il vino insieme a noi. Un posto ancora oggi straordinario. Siamo stati al cosiddetto Paese Vecchio, con questa chiesa veramente incredibile. Il lavoro che si sta facendo è davvero meritorio, e abbiamo anche scoperto tante aziende, tante nuove aziende vorrei dire. Sicuramente oltre alla straordinaria e bellissima azienda di Stefano Gentile, azienda agricola La Chiusa, che esiste da tanti anni, ormai da più di un decennio, ci sono anche nuovi e giovani che si approcciano, come Fiorale, come Tenimenti del Belice, e poi anche un po' anche i vini di tutti i territori. Quindi veramente il vino poi in questo è condivisione, è cultura, è comunicazione, e oggi è sicuramente uno dei punti davvero su cui porre l'attenzione per la crescita di questo bellissimo territorio. L'ex arcivescovo Carmelo Ferraro compie 90 anni. Gli auguri del capo della Chiesa Agrigentina Alessandro Damiano. È stato uno degli arcivescovi più amati in città negli ultimi decenni. Molti lo ricordano con affetto, soprattutto per il suo modo pacato e gentile di rivolgersi alla comunità cristiana locale. Arturo Cantella. Messaggio di auguri dell'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, a Sua Eccellenza Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito di Agrigento, in occasione del suo 90° compleanno, compiuto oggi, 12 settembre,
Questo quanto scrive Monsignor Damiano. Eccellenza, voglio accogliere i miei più cordiali auguri insieme a quelli della Chiesa Agrigentina nel giorno del suo 90° compleanno. Con affetto e gratitudine desideriamo unirci alla sua preghiera di ringraziamento al Signore per il dono della vita, dono che lei ha condiviso con noi e offerto per noi durante i 20 anni del suo ministero episcopale e fino a oggi. Il Signore ha voluto che fosse lei ad accompagnare la Chiesa di Agrigento nel passaggio al 3° millennio. Fedele alla parola, al magistero, ha guidato la comunità diocesana, dimostrando sempre la sollecitudine verso il gregge e l'amore per il Signore. Continui ad accompagnarci con l'affetto e la preghiera. Il Signore le conceda ancora vita, salute e serenità e la Vergine Madre la guidi e la protegga. Monsignor Alessandro Damiano. Siamo adesso allo sport, calcio eccellenza, seconda giornata del campionato. L'Acragas ha vinto in trasferta 4-0 a Mazzara del Vallo. Arturo Cantella. Momento molto positivo per la squadra di Giuseppe Deni, che vince per 4-0 con la squadra del Mazzara, espugnando il campo del Nino Vaccara. La vittoria da ieri seguito al successo ottenuto sul Leonfortese e alla qualificazione agli ottavi di Coppa Italia di eccellenza, vinta per 5-2 nel derby fuori casa contro la Pro Favara. La storia della partita si decide alla mezz'ora del primo tempo, quando i biancazzurri dilagano nel giro di 6 minuti, le reti segnate al 30 Mansur, 120 secondi dopo Baio serve il bis su assist del solito Semenzin, 3 minuti dopo è ancora Semenzin a confezionare il passaggio vincente per il tris firmato da Pavisic. Nella ripresa l'Acragas affonda il colpo finale, la firma è di Vitelli con un tiro da fuori. In virtù di questo risultato l'Acragas sale a 6 punti nel girone A di eccellenza, restando a punteggio pieno insieme a Sciacca e Cus Palermo. La prossima settimana i biancazzurri torneranno all'Esseneto per la sfida contro la Nissa. Mister, volevi un'Acragas concentrata, determinata, concreta, alla fine così è stato. L'Acragas batte Mazzara 4-0. Prima di parlare della partita desidero ringraziare la società Mazzara Calcio, i tifosi, il pubblico in generale che mi ha accolto come si accoglie un figlio, e questo volevo ricordarlo qui in sala stampa. Quando riguarda la partita, i ragazzi hanno gestito bene la gara sin dall'inizio. Abbiamo concesso una piccola situazione nei primi 10 minuti della partita, poi quando l'abbiamo sbloccata l'abbiamo dominata. Sapevamo di affrontare un avversario difficile che nei primi 20 minuti ci ha messo in difficoltà, nel senso che non ci ha concesso alcune giocate preordinate nostre. Poi ti ripeto, ho trovato il gol, abbiamo gestito alla grande la gara. Sì, mister, avete approfittato alla grande degli errori difensivi del Mazzara, grande cinismo. Adesso le reti segnate nel corso dei match ufficiali sono veramente tante, non credo sia un caso. No, più che errore dell'avversario abbiamo sfruttato delle pressioni preparate in allenamento quando la palla è opposta, quindi siamo riusciti a fare delle pressioni nascoste, abbiamo recuperato palla e siamo stati bravi a fare gol. Probabilmente potevamo fare gol prima, perché su delle situazioni simili abbiamo un po' ciccato l'ultima giocata. Poi ti ripeto, la squadra sta bene, la squadra mi dà una grande disponibilità. C'è gente che sa come si fa il calcio, ci sono ragazzi che stanno crescendo in maniera esponenziale, siamo sulla giusta strada. È chiaro che non mi sono piaciuti gli ultimi 10 minuti dove l'Acragas non si può permettere di abbassare la guardia. Questa vittoria numericamente importante, che messaggio lancia al campionato? Siamo soltanto all'inizio, però che messaggio lancia al campionato questa vittoria a Mazzara? Ma nessun messaggio particolare, sappiamo che dobbiamo fare un campionato da protagonisti, sappiamo che la squadra è stata costruita per ambire alla vittoria finale, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per raggiungere l'obiettivo che per noi diventa fondamentale. Ancora calcio e restiamo in eccellenza, si sblocca la Pro Favara che a Carini batte il neopromosso Resuttana. Giuseppe Moscato. La Pro Favara trova concentrazione e forza e reagisce alla falsa partenza del campionato d'eccellenza, dove è stata sconfitta in casa dal Don Carlos Misilmeri, e all'esclusione dalla Coppa Italia a suon di gol
con la doppia sconfitta ad opera dell'Acragas. Ieri la squadra di mister Francesco Tudisco guadagna l'intera posta battendo di misura il Resuttana San Lorenzo, trova punti e riacquista morale dopo le 3 sconfitte consecutive che avevano gettato sconforto sia nello spogliatoio che sugli spalti tra i numerosi tifosi che seguono con amore la squadra favarese. Pro Favara che scese in campo con D'Andrea, Caternecchia, Marchica, Bossa, Ferotti, Miano, Camilleri, Fricano, De Luca, Lapiana, Graziano. Resuttana che ha schierato Belmonte, Giovenco, Rizzo, Zappulla, Punzi, Zimmitti, Mercanti, Duro, Clemente M, Clemente P, Corsino Spina, Alfano. L'incontro, giocato allo stadio Pasqualino di Carini, è stato deciso al 41esimo del primo tempo, con Bossa che da centrocampo serve De Luca, che prende palla e si accentra facendo partire un tiro dal limite dell'area di rigore. I difensori del Resuttano San Lorenzo cercano di frapporsi, ma il veloce Lapiana intercetta il tiro e lo corregge in rete, sorprendendo l'estremo difensore. Locali che accennano anche a una protesta per un presunto fuorigioco. Nel secondo tempo la Pro Favara cerca di mantenere il controllo della palla, subendo qualche azione di contropiede predisposta dal tecnico dei palermitani Chinnici, in realtà non sempre pericolosi. Bravi i ragazzi di Tudisco a mantenere il possesso palla e dettare i ritmi con toni molto bassi che si sono protratti fino al termine dell'incontro, intercalati dalle tante sostituzioni fatte da entrambi i tecnici. Una vittoria tutto sommato meritata da parte della Pro Favara, squadra che sicuramente ha in sé una potenzialità maggiore rispetto a quella dimostrata in quest'inizio di stagione. L'obiettivo è quello di avere continuità e credere nelle proprie forze. Bel gioco e risultati non ne tarderanno ad arrivare. Al Club Nautico Punta Piccola di San Leone ad Agrigento i migliori velisti siciliani della classe Optimist in lotta per il titolo di campione regionale. Disputate 3 prove con vento medio, grande spettacolo a mare con 70 timonieri. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Il Club Nautico Punta Piccola di San Leone ha avuto il privilegio di ospitare la 4ª prova del campionato zonale Optimist, 2 giornate di grande vela che hanno visto la straordinaria partecipazione dei circoli nautici provenienti da tutta la Sicilia. 6 le prove disputate con vento medio, grande spettacolo a mare, con 70 timonieri che hanno dato il massimo a colpi di virate e strambate per raggiungere anche il podio regionale. Sono stati inoltre assegnati premi per i partecipanti divisi nelle varie categorie juniores e caddetti, quindi il primo trofeo Ammiraglio Sciangula, fortemente voluto dalla presidente del CNPP Salvatore Rampello insieme a tutto il suo direttivo. È stata una settimana volta all'organizzazione della 4ª Coppa Sicilia, il Club Nautico Punta Piccola sempre all'avanguardia nell'organizzazione di queste regate che vede coinvolti tutti i circoli della Sicilia. Per noi è un vanto, è un orgoglio poter ospitare queste regate. Naturalmente il Club Nautico di San Leone ospita questi piccoli cadetti e juniores Optimist della classe Optimist, ne siamo naturalmente orgogliosi. Io parlo al nome del presidente del club Salvatore Rampello che in questo momento si trova nel comitato in barca, quindi siamo felici di organizzare queste iniziative che vede lo sport in prima linea, perché ricordiamo che lo sport è vita, vento sempre in poppa. Grazie di tutto. Ecco, quanti sono stati i partecipanti alla regata? Sono stati 65. I piccoli si distinguono dal 2009, sono nati dal 2009 al 2013, sono piccoli, ma ricordo che anche a giugno abbiamo organizzato invece la regata laser che vede invece ragazzi più grandi. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.